faremo un brevissimo corteo lungo la via Alessandro Volta e andremo ad occupare la statale Pontebana, mezza carreggiata. Studenti, genitori, professori e personale ATA dell'ITIS Galilei di Conegliano mercoledì 11 settembre, primo giorno di scuola, scenderanno in strada per protestare contro lo stato in cui versa l'istituto. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia, secondo noi, doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento. Quello che noi chiediamo è la sicurezza dei nostri ragazzi a partire dall'11 settembre. Qualcosa è stato fatto, spiegano le famiglie, ma non è abbastanza. Con dei lavori necessari e promessi dalla provincia parzialmente portati a termine, infatti il dirigente si trova costretto a chiudere 2 aule che sono l'aula di disegno e l'aula di fisica proprio perché ritenute non sicure. A questo si aggiunge l'interdizione del corpo centrale dal giugno 2018 quando un guasto al boiler causò l'allagamento della scuola con conseguenti danni al solaio. La chiusura non solo ha costretto a spostare aule e uffici altrove ma ha creato anche disagi nell'organizzazione. Era l'accesso principale ed agevole soprattutto perché è molto ampio. Ora i ragazzi e tutto il personale deve entrare in un accesso secondario e il dirigente si è trovato costretto a sfalsare gli orari di uscita per non far assembrare troppe persone nello stesso momento. Ma questo non è stato l'unico crollo registrato all'ITIS Galilei. A fine maggio è proprio accaduto questo, cioè una parte dei calcinaccio in un passaggio dal cortile alle aule è caduta e solo un caso, solo la fortuna ha voluto che nessuno passasse in quel momento, però se dobbiamo attendere che succeda qualcosa non lo so. Quest'ultimo crollo è stato ripristinato in tempi brevi, ma facendo un giro tra corridoi, aule e laboratori ci si rende conto della situazione. Crepe, infiltrazioni, pezzi di calcinacci che si staccano. I genitori ieri sera si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di scendere in strada.